Talento fin dalla tenera età. A 12 anni vince Bravo Bravissimo di Mike Bongiorno. Ad Amici fa breccia nel cuore del pubblico. Gli italiani lo incoronano vincitore dell'ultimo Sanremo. Il suo nuovo lavoro si intitola Parto da qui. Da tutti i luoghi a Radio Italia Live, Valerio Scanu. Ciao. Salve. Buonasera Valerio, benvenuto. Grazie. Io come al solito bacio a nome del popolo dell'auditorium. Non che loro mi abbiano delegato, mi sono presa io questa libertà. Assolutamente. Sediamoci Valerio. Saluto il tuo pubblico che come al solito ha il calore e la passione di arrivare non solo insomma dai dintorni ma anche da Roma, dalla Svizzera, e quindi le ringrazio insomma la passione. Mi sentivo da dietro. Tu hai già capito di chi parlavo, vero? Assolutamente. Di quelle ragazze nascoste là, esatto. Dietro ai divani. Parto da qui, caro Valerio, noi prima di suonare... Pure tu, quindi? Anch'io riparto da qui, da questo nuovo studio, Radio Italia Live. Sai che mi fa sempre piacere parlare di musica e anche spiegare che Valerio Scanu ha fatto un passo in avanti di maturità, di musica, ha preso la maturità, si è iscritto all'università, perché io ci tengo, lo sai, a queste cose. Da brava zia, dillo. Da brava zia, e quindi insomma è giusto che il talent ti abbia dato la possibilità di girare il mondo, l'Italia, ma che tu adesso studi. Bravissimo. Diciamo a tutti a che facoltà ti sei iscritto? Lettere, filosofia e indirizzo musica. Così musicale. potrei controllare meglio il lavoro artistico. Esatto. Un applauso per favore. Grazie. Perché queste non sono sciocchezze. Detto questo, Valerio, è indubbio che io voglia sapere, insomma, dopo il trionfo ad Amici, la vittoria al Festival di Sanremo, perché di vittoria si tratta, e il tour, ecco, come sei arrivato, insomma, con che salute psicofisica sei arrivato a pubblicare, ecco, parto da qui. Parto da qui. Beh, allora, c'è stato un lavoro fatto con, diciamo, partito da fine febbraio fino a luglio di ricerca di brani. Abbiamo sentito circa 300 canzoni, ne abbiamo registrate 25. Da 300? Sì, perché bisognava dare una linea. Certo, no, è giusto. Poi tu che non sei pignolo, dico per niente. No. Cioè non sei uno che sta attento al lavoro maniacalmente. No. Sì. Quindi da 25. Secondo me erano di più di 300. No, 300. Quelli ascoltati almeno erano 300. Poi da 25 a 17, da 17 a 11 a 12. Che sono quelle che tu hai 11 sono all'interno del disco e la 12ª c'è su iTunes, che è come omaggio, e per cui c'è davvero, insomma, quello che tu volevi raccontare, per adesso è quello oggi, che mi rappresenta almeno al 90%. Allora, sicuramente un Valerio Scanu cresciuto. Io questo te l'ho detto, insomma, anche prima di vederti qui a Radio Italia Live, e già in Mio, che è la canzone che ha presentato questo lavoro, con un'intensità e una profondità maggiori. Assolutamente. Credo che questo fosse poi il messaggio che tu volevi lanciare. Assolutamente sì, è una crescita sotto tanti aspetti, umana, artistica e basta. E non ci siamo neanche montati la testa, vero? Assolutamente. Perché anche questa è la cosa che mi interessa. Anzi, abbiamo tagliato molto. i capelli. Anzi, abbiamo tagliato proprio per non rischiare di montarcela. Esatto. Bravo Valerio, mi piacciono queste azioni determinate. Come mi piace anche che sia il pubblico a diventare protagonista di Radio Italia Live. E il pubblico diventa protagonista di Radio Italia Live mandando al nostro sito le domande. Coloro che le portano a noi qui in auditorium sono Francesca Leto e Mirko Mengozzi. Quindi io darei subito la linea a loro per capire che domande hanno scelto per te questa settimana. Ok. Ciao Paola, ciao Valerio, ciao Mirko. Ciao Paola, ciao Valerio, ciao Francesca. Andiamo Già con la ridiamo, domanda. Quindi. Sì, ridiamo. Comunque certo. Noi parliamo anche di cose serie, come le domande dei nostri ascoltatori. Questa domanda è di Mauro da Lucca. Bene, il videoclip di Così distante, che è uno dei brani del tuo nuovo CD, è un collage di vecchie foto, di filmati tra i ricordi di famiglia. Bello. È una voglia di raccontarti che era già emersa quando lo scorso maggio, a soli 20 anni, hai pubblicato la tua autobiografia, Quando parlano di me.
canzone che descrive appunto la tua vita prima e dopo il successo. Bene, Mauro Da Luca ti chiede come ti sei trovato nelle vesti di scrittore e poi hai magari tralasciato qualche particolare che avresti voglia di raccontarci? Bene, brava Francesca, mi è piaciuto. Devo Grazie dire. Mirko, Va bene, vai. Continuiamo. Allora, fin dai tempi di Amici, ok, sei adorato insomma da migliaia di ammiratori che ti disseguono e difendono a spada tratta sempre da qualsiasi critica. E su internet uno dei tuoi fan club, che si fa chiamare l'Armata Scano, che è anche in studio, quindi che salutiamo, non esita a mandare mail di fuoco a giornalisti ed addetti ai lavori. Quindi c'è Sara da Brindisi che chiede se questo attaccamento viscerale ti è solo d'aiuto o potrebbe alla lunga danneggiarti. Bene, Ti piace? era questa la domanda? Bene. Non avevo capito. Beh, siamo messi bene. A linea voi, a sotto. Da noi sopra, a sotto. Da cosa vogliamo cominciare? Allora, iniziamo con la Valerio? seconda. Iniziamo con la seconda. Allora, ho dovuto a volte fare da mediatore tra giornalisti, anche tra le radio, perché loro uccidono anche i vari speaker, se la prendono anche quegli speaker delle radio, perché non insomma, noi passano il pezzo. A Con voi Sanremo, non se la- a Sanremo io sono dovuta passare Sì, dalla però- tua benedizione, certo. Esatto. No, però adesso con Radio Italia forse è una delle poche che hanno salvato, ma gli altri li hanno massacrati e abbiamo dovuto E quindi tu hai fatto mediare. un po' da pacere. Esatto. Bravo. Anche se fondamentalmente la penso un po' come voi. Sì, io lo so perché a te piace scatenarle, capito? Però poi il ruolo, certo. Sì, però insomma, Allora, invece Francesca, approfittando del particolare, insomma, del DVD dove c'è Così distante con Così questo clip, distante, ma sì. anche insomma del tuo libro, ti chiede se ci vuoi raccontare qualche ma particolare. oddio, diciamo che per adesso ho detto quasi tutto di quello che c'è stato. Poi è logico, dovrei viaggiare con un taccuino e man mano che mi vengono in mente cose vecchie scriverle e poi riportarle magari su un prossimo diario di vita. Quindi nessuno scoop, insomma. Per adesso no. No, però per chi non avesse visto, qua l'hanno visto sicuramente tutti, ma per chi non avesse visto il DVD allegato a questo Parto da qui, c'è un Valerio Scanu che da proprio mocciosetto, 4 anni, cosa avevi? 4 anni e mezzo. Ecco, già dichiarava, voglio Voglio un microfono vero. vero, capito? Per cui lui aveva le No, idee. voglio il microfono, mia mamma. Sì, ma vero, eh? Capito? E avevo anche l'R moscia. No! Sì, perché mamma, allora finisce la canzone e io cantavo con la bacchetta magica per sempre. E lo compriamo il microfono, mia mamma. Sì, ma vero? È per questo che io e te siamo diventati amici, allora. Esatto, È la R. per- Ho capito, finalmente. È questa che mi ha salvato anche da loro. Sono proprio Esatto. felice. Allora, molto, molto bene. Detto questo, caro Valerio, io ti chiedo di alzarti con me. È arrivato il momento, seguimi. Ma che balletto meraviglioso, grazie. Grazie mille. Grazie. Ti do il pennarone, mettiamoci anche a favore di camera. E guarda, dove vuoi? O qua o qua? Facciamo qua. Facciamo lì, va bene. Un segno del tuo passaggio sul muro di Radio Italia Live. Eccolo qua, un cuoricino e accanto Valerio Scanu, grazie. Grazie. Siamo pronti. È il momento di raggiungere il palco, caro Valerio. È un concerto speciale quello che farai stasera perché è proprio per noi di Radio Italia Live. Assolutamente. Prego. Vado. Vai.